Presente il Capo dello Stato, onorevole Segni, e il Presidente del Consiglio Leone, vengono consegnati in Campidoglio la Penna d'Oro e il Libro d'Oro. I premi assegnati a Riccardo Bacchelli e all'editore Riccardo Ricciardi costituiscono l'omaggio della nazione a coloro che la servono nel modo più alto al servizio della cultura. Dietro questi premi c'è per noi un interrogativo molto più reale e comunque di palpitante attualità. Esiste un boom editoriale? Esiste un più interessato e corale accostamento alla cultura, al libro? Sembra di sì. Con o senza impegno culturale si legge ormai dovunque. Sui motoscaffi, sugli yacht, dove la libreria è diventata indispensabile come il giradischi, il mobile bar o il timone, e infine nei 1000 momenti della nostra vita quotidiana. Si legge in treno, dove un giallo o un racconto di fantascienza fanno dimenticare le distanze. Si legge persino con incredibile sussiego facendo la ginnastica mattutina. Oggi la cultura si è democratizzata e il libro è diventato anche un fatto di costume, di moda, di attualità. Qualche volta anche di suggestione, se è vero che la televisione può spingere in libreria. Il libro è riuscito persino a compiere una disinvolta traversata dai programmi di esami ai concorsi di bellezza. A Montecatini Terme, per esempio, si è colta l'occasione dell'elezione della Donna Ideale 63 per sottoporre le candidate ad una serie di prove pratiche desunte dagli argomenti di una enciclopedia specializzata. E le ragazze hanno dovuto cimentarsi nell'applicazione delle più complicate ricette gastronomiche, perché oggi, anche per diventare reginette, bisogna aver studiato. Grazie per aver guardato questo video. Continua a seguirci sul nostro canale.